Mio padre viaggiava verso il deserto da quando io avevo circa 12-13 anni e io ho seguito le sue orme in un certo modo, sono andata in un'altra Africa però. Quel rapporto così importante con il padre, l'alpinista ed esploratore Cino Boccazzi, che l'ha trasferito nel DNA il desiderio del viaggio come percorso interiore, anche quando è un viaggio di ritorno, nella sua Marca trevigiana, nel suo Veneto, lasciato nel 1972 per innamorarsi dell'Africa e stabilire lì il suo traguardo. Cookie Gallman nei giorni scorsi proprio nella sua terra d'origine per ricevere a San Polo di Piave il premio honoris causa nell'ambito della 35esima edizione del premio Mazzotti Gambrinus. Grazie alla sua battaglia per la tutela dell'ecosistema del Kenya, dove la scrittrice ambientalista vive ormai da oltre 45 anni. La mia Africa è quella delle foreste, dei grandi spazi, ma anche degli animali. Quegli animali per i quali ha più volte rischiato la vita, come l'ultimo attentato di quasi un anno fa, colpi di arma da fuoco esplosi dai pastori Pokot ai confini della riserva Conservancy All Eri Niro. Momenti drammatici negli anni, come la perdita del marito Paolo nel 1980 e del giovane figlio Emanuele nel 1983. Momenti che non le hanno tolto la voglia di battersi, anche con libri come Sognavo l'Africa, Notte africane, Il colore del vento, Elefanti in giardino. A 75 anni tuttora una leonessa, come quelle che ha imparato ad amare in Kenya. Anche se dialetto e gusti culinari non sono dimenticati, nessuna nostalgia dell'Italia o di Treviso, ammette davanti alla platea. Il mio posto è lì, nella mia Africa.